Bi, e che siete che tu che bevo sopra la tavola? Sì, amore vai, sì a te, se ce la pigliatilla e finisce la cucciara passata, amore. Nonno, comunque poi fece scopa, 70 e 7 euro. Mi pare che stavo già partita la vinciamo. Avanti, per cortesia ve levate a cui apparecchiamo, per favore, buono, Che mi sa mia che per fortuna non è nipote, non devono chiedere niente a nessuno. Niente ritto, vicino 5 scope su 5, boh. Arrivati. Dite sono. Chiamate tutte quante, chiamate. Cacco va essere, da facciare male con la pizza. Sì, zio, primo piano. Chiama tutte quante. Amore, forza di campate. Questi sonari arrivano! Idi sono idi. Avanti, mi raccomando, tutte proprio posti, dai. Presto, venite. Presto. Aiuta la nonna. Falla aspettare, forza. Un tempo! Isca, Cestina, che mi foti! Mi raccomando, sordo. Manco un ciao, proprio un baciato, Buongiorno a tutti! Buongiorno! Oh, cognato, auguri per casa! Grazie. Come sta, Suru? Come sta? Ti piace? Dale, che fatturoni, ma ci mi ha capito! Sabuccia. Quanto aveva conoveria, va? Ciao, Mela. Bella, ciao, Carmelo! Che pettia. Grazie. Genozzo, i signori chi sono? Mela, presente, gli signori. Vi presento Chetti. Anzi, per Salvucci. Tazi, tesoro. La signora crocifissa. Crocifissa. E la nonna. Piacere, signora. Da quanto siamo? Ti faccio vedere da casa? Sì, mi confermesse. Prego, aiutatemi. Ai. Scusa, no. Dai, la nonna si scuidare. A compressore va. Ai. Accomodiamoci. Che caga sono sindaco. Avanti, cari. Ora c'è la famiglia e nipotini. Salve. Peggiori sopati sono. Ma mia madre? Tua madre? Salvo, accompagnati se cala tua madre per favore, grazie. Ma. Genozzo, cognatino mio. Finalmente ci si è fatto assegnare c'è la tozza popolare. Per essere saporita, da. Pochire. E il signore qui presente. Giusto. Penso sia un padre di Chetti, no? Certo. Caro mio compare Tanu, vi presento mio cognato Carmelo Litreco. Cavaliere, prego. Giusto, visto senza te Buona dovuto. E il cavaliere Carmelo Litreco. E caro mio cognato, ti presento mio compare Gaetano Tortorella. Anzi, commendatore Gaetano Tortorella. Non hai stato mentale? Sì, tu ti dai il suo prezzo, sì. Prego, Piacere. Ma accomodiamoci, prego, accomodiamoci. Sì. Qua. Figlio. Ebbene, commendatore. Sì, lo sape, hai suo prezzo. Oh, ma suo piezzo, ti senta a dire. No, niente, così diciamo per dire mio compare. Genozzo, io che per ora che cosa ti fanno buono? T'assegnare questa bella casuzza. A casa. Tuo figlio Salvuccio che si sposa con una bella picciottella che è figlia di un commendatore a quanto pare. E grazie a Dio a salute non ti manca, un pane non manco. Per cui io, zocco ti manca ancora. Un locale. A me niente, caro cognatino. Avendo una bella casa popolare che hanno segnato poco, avendo un figlio zitto, una figlia, un commendatore, ma che posso volere che una vita io? E lei, commendatore, di che cosa si occupa? Ma io mi occupo di trasporti e hai una lapicina e mi rugno da fare. Aspettasse, un capevo buono, un commendatore con una lapa. Ma
Ma certo, perché devi sapere, caro mio cognato Carmelo, che il commendatore qui presente all'inizio ha cominciato così, con una piccola ditta di trasporti, con una piccola vicenda, facendo trasporti di ogni genere. Poi, con tanta forza di volontà, con l'ingegno e anche un'antica di culo, diciamo, è riuscito a diventare uno dei leader nel settore. È riuscito a diventare un grande editoriale di una grande impresa di trasporti, conosciuta famosissimo, che famosa sua ditta. Vero, compare. Come no, compare? Tanto, hai il suo prezzo. Ancora, zitto. No, per essere un giocante, giusto? Ma come si chiama sta ditta? Come si chiama? Come si chiama? Stai avendo un nome male? Giusto, come si chiama? Si chiama Commendatore Tortorella Trasporti. Come si chiama? Come si può chiamare? È strano per me. Tutta cosa grande come dice voce. Io non inteso mai ammontuare, come è sto fatto? C'è proprio mai? Mai. Veramente. Ma come è sto fatto? Sì, giusto. Hai ragione che non l'hai sentita mai ammontuare, caro mio cognato. Perché devi sapere che questa grande ditta, mio compare, non ce l'ha qua in Sicilia. No, giusto, no. No, e allora sono in Sicilia, Che come dice? Ce l'ha a Milano Centrale. Sì, Milano Centrale, dai, cazzo, non è che c'ho d'uomo, c'è Milano A Milano. Si entra picciotte, addirittura a Milano. Milano, capisci sentisse caro mio sta terra? Perché uno per trovare soldi, per andare a divertirsi, per avere un lavoro, trovare una grande stabilità economica, deve per forza andare là fuori, al nord, caro mio, capisci? Al nord! Certo, uno deve andare al nord per avere successo. Sì. E a Picciolo invece? Turista a Picciole, a Vaghire pure nord, ma poi caita per Picciole a Palate, a Tegnete, tale che Picciole, dai, ce ne sono pure orecchie, lo vedi? Che fai tutte queste picciole? Picciole. Cioè, fatemi capire bene. Chi aveva tutte queste picciole che magari c'aveva nausea? Giusto. Hai utilizzato la parola giusta, corretta. Nausea. Che schifo queste picciole. Quanto nave per benzamaccia che ce l'ha a fare con tutte queste picciole. E la nausea. Perché picciole non ce n'è. E in dal suono non si può mettere niente. E chi sarà la nausea? Ma basta parlare di piccioli, andiamo là dentro, forse ti faccio bere tutto il resto della casa, forza, andiamo, forza. Prego, prima il commendatore, prego il commendatore. Ecco, poi... Le sei hanno prima i signori. Ah, i signori, cosa fa tu? E allora, caro cuginetto, ti facesti zitto, magari tu. Cosa faccio? Sì, miei cari cuginetti, mi feci zitto, magari io. Non capisco tutti questi stati che ti sta facendo, però. Niente, solo che pensava che chi dei poveri come tia non si facevano zitti normalmente, ma si ne fuiavano. Se ne fuiavano, bella chissà! E tu che fai? Ripeti così che recito solo come un pappagallo, Lasciali stare, Chetti, non c'era conto, lo vede che sono cretini, e sbattere la testa quando erano unichi e arricciarono così. Non ti preoccupare, amore mio, già inquadrava ste lucretine. Sì, lucretini, oh bella chissà! Oh, ma che ti racconta, A te. E senti, mia cara cuginetta, tu zitto non ti ci ha fatto? Io? Zita, non ci penso nemmeno. Non ci pensi tu? O sei mascolo che pensano a tia? Sei mascolo che pensano a tia? Bella Che chissà! siete cretino, chi te la può finire? Ah, scusa, ma allora... Sai che vedo Loreto, magari ha mesciato e ho pappato. Comunque, cosa
stai dicendo, nella mia famiglia del cavaliere Lipcico non può mancare mai corteggiatore. Scietto, i corteggiatori non ti mancano, perché dica te possono a guidare sono solo scimmietà, come te.